Buongiorno, anche se ci siamo visti prima in platea, buongiorno a tutti. E noi siamo un po' i più sfortunati di tutti perché arriviamo alla fine, avete fame, siete stanchi e quindi loro che sono bravissimi cercheranno di essere super brillanti e facciamo una cosa che speriamo sia rapida ma anche dando qualche informazione. Io comincerei direttamente dalla dottoressa Sforzin, che è direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Comincerei da lei perché insomma abbiamo sentito il suo direttore generale che ci ha raccontato un po' cosa sono le case delle comunità nel vostro territorio, però lei è stata qui dall'inizio, quindi vorrei anche che ci dicesse un po' una sua impressione generale su quello che è emerso oggi durante il convegno. Volentieri. È stato detto tutto il dicibile, direi, oggi sulle case di comunità. E d'altronde l'abbiamo fatto apposta per cercare di dare delle informazioni. Assolutamente. Io comincerei da un aspetto che è stato toccato velocemente, ma estremamente cruciale, che ha esplicitato molto bene l'assessore del comune, che era qui stamattina, che ci ha portato i saluti, e cioè la responsabilità dei cittadini nell'aver cura della propria salute. Parto da questo perché poi ci sono stati altri riferimenti a questa tematica, ma curiosamente prevalentemente da non sanitari, e questo ci dovrebbe interrogare. Abbiamo un'opportunità, perché questo è, si sta sentendo ormai da molto tempo, l'etichetta che più spesso diamo alle case di comunità. Abbiamo un'opportunità di lavorare sull'assistenza primaria e sull'assistenza territoriale, anche avendo nuove possibilità di coinvolgere fortemente i cittadini nella cura della loro salute. E questo vuol dire trovare, oltre a modelli organizzativi, tanto citati oggi, ma oggi, 21 settembre, non ne abbiamo, lo dico già, svelo il mistero, non ne abbiamo, o almeno non ne abbiamo di così trasversali e applicabili domani in tutte le case di comunità. Però abbiamo l'opportunità di farla un po' quella rivoluzione, che non mi piace perché le case di comunità non sono una rivoluzione, perché la rivoluzione la fanno i cittadini con le barricate, viene sempre dal basso. Invece questa è, come dire, una opportunità, diciamola così, che ci è stata concessa, e quindi comunque che in qualche modo viene calata dall'alto? Beh, insomma, lo dico io, non lo dice lei. Possiamo dirlo, perché insomma probabilmente se prima del DM 77 avessero chiesto a noi che lavoriamo sul territorio, noi gli MMG eccetera, ma anche agli ospedalieri, cosa serve alla sanità, oggi, ma forse non è che ci sarebbe venuta in mente la casa di comunità, tantomeno magari in Veneto, dove è già stato detto, abbiamo già una storia consolidata di distretti che sono luoghi anche di produzione, non solo di committenza garanzia. Quindi, ritorno, utilizziamo questa grande opportunità, lavorando insieme alle altre professioni sanitarie e alla comunità, perché si chiamano così e non case della salute per un motivo, che devono essere assolutamente driver di cambiamento insieme a tutti gli attori della comunità, per lavorare fortemente sulla responsabilizzazione dei cittadini ai sani stili di vita, gli screening, le vaccinazioni, l'aderenza terapeutica sui cronici, l'autocura, il self-management, tutte queste cose di cui sappiamo tantissimo, abbiamo tantissima letteratura, ma difficilmente siamo riusciti ad applicarle sul territorio in Italia. Ecco, giusto per fare un appunto, perché comunque insomma siamo a Venezia in salute. Quando Maurizio Scassola 14 anni fa pensò a questa manifestazione, l'obiettivo primo, che è ancora questo, è proprio quello di responsabilizzare i cittadini ad occuparsi in primis loro della loro salute, appunto con la prevenzione, stili di vita sani eccetera. Quindi rendo omaggio anche al dottor Scassola che insomma ebbe questa intuizione tanto tempo fa. E un'impressione anche dal dottor Palmisano. Il dottor Palmisano è medico di famiglia, da un po' di tempo è anche segretario di FIMG Venezia, il sindacato dei medici di famiglia, e oggi abbiamo sentito
cito ancora il dottor Scassola, dire dobbiamo partire dal basso. La dottoressa Sforzin l'ha appena detto, non è una riforma che parte dai cittadini ma viene calata dall'alto. Ecco, che cosa i medici di famiglia, quali sono le idee, i punti forti per riorganizzare questi famosi ambulatori sul territorio? Un po' ne hanno parlato stamattina, ma credo che ci siano anche delle tappe intermedie. Tanto grazie ancora dell'invito, veramente è stata una mattina davvero interessante e mi permetto di dirlo, mi sono perso alcune relazioni perché sono andato allo stand e poi sono tornato, dovevo. Sì, perché in Piazza Ferretto nel frattempo hanno aperto gli stand. Così faccio un po' di pubblicità a Progresso, andate a vedere anche quello di medici di famiglia che è molto interessante, fate un po' di test ma anche un modo per avvicinarsi e anche discutere di questo. E dicevo, veramente non è possibile parlare di servizio sanitario nazionale o di salvare il servizio sanitario nazionale ciascuno con le proprie competenze in base a dove si trova ogni giorno se non ci troviamo come in queste occasioni intorno a un tavolo, intorno a una platea e ciascuno con le proprie competenze, perché ascoltando le relazioni solo così è possibile unire le forze per far emergere tante criticità, ma soprattutto, devo anche dire, tante belle cose che è giusto condividere, perché non tutto va male, tante belle cose è giusto anche dircele. Medicina generale, dicevamo, come aveva introdotto oggi il dottor Scassola, ci teniamo come dire, a riconoscere il ruolo dei medici di famiglia nel territorio, anzi anche per noi questa trasformazione, questa rivisitazione del territorio la vogliamo cogliere come un'opportunità, andando oltre perciò alle spese che ci sono, per il PNRR, eccetera, la vogliamo vedere un'opportunità perché possiamo riorganizzare le nostre forze sul territorio. Adesso non è il caso di mostrare immagini, ma giusto per capire, la forza della medicina generale è la capillarità, la prossimità, cioè noi vogliamo valorizzare tutti gli ambulatori presenti sul territorio, però perché possano rimanere in vita e fare un servizio più soddisfacente, diciamo così, è necessario dargli ossigeno e ossigeno per noi in questo momento è essere affiancati, abbiamo sentito la relazione anche degli infermieri di famiglia eccetera, essere affiancati da infermieri e da personale di segreteria che ci aiutino ad avvicinarci di più alla popolazione, che spesso ci viene detto che siamo un po' lontani eccetera, ma perché ci siamo trovati in questi anni un tantino oberati di tante mansioni che ci hanno messo effettivamente in difficoltà. Poi c'è anche il problema poi dei pensionamenti e del surplus del personale. E l'immagine che volevo in qualche modo vi proietto in questo momento è, oltre a tutte le immagini delle case delle comunità, come sono sparpagliate sul territorio, immaginate che anche all'interno di ogni azienda, di ogni ULSS, ci siano tante piccole aree che si chiamano aggregazioni funzionali territoriali e sono le aree che esistono da anni, se ne parla, finalmente abbiamo l'opportunità di valorizzarle perché queste iniziative ci danno la possibilità di organizzare di più la rete fra ogni medico. Cioè questo ci dà la possibilità di aiutare i medici di famiglia, medici di base, medici di medicina generale, sottolineo anche medici di comunità, perché alla comunità siamo molto legati, ci teniamo, di dialogare di più, la possibilità dove dialogare vuol dire far funzionare anche i potenti mezzi informatici che attualmente per quanto ci sono, e ricordiamolo, insomma la tecnologia ha migliorato in tante sfaccettature il nostro lavoro, dalle impegnative o alle comunicazioni con quello che è l'embrione del fascicolo sanitario, cioè questo lo dobbiamo riconoscere, il fatto sta che però ogni tanto le connessioni ancora saltano, un giorno sì, un giorno no, ci arriva il comunicato, per cui avete anche delle piattaforme, singolo medico di famiglia che non parla con quelle dei colleghi, non solo col territorio. Esatto. Per cui dobbiamo vedere che queste opportunità vanno a rafforzare già che c'è in atto, ma che lo potenzia e vuol dire dialogare di più fra i medici di famiglia, vuol dire tutelare di più la continuità di cura per i nostri assistiti. Ecco. Marco, siamo partiti con Gabriele per fare questo vis ma cosa sono queste case della comunità? Marco Ballico, forse più da cittadino che da medico, che cosa hai capito?
Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie di questa presentazione che mi mette immediatamente in imbarazzo e così mi fa partire bene. In effetti mi sono chiesto che ci faccio qui, no? Perché effettivamente oggi ho sentito tutte persone, istituzioni coinvolte in questo progetto importantissimo. E probabilmente da spettatore mi sono proprio messo con attenzione ad ascoltare e ho provato a fare degli appunti, mi sono scritto degli appunti, ho provato a prendere le parole più interessanti che ho sentito. Perché? Perché intanto questa edizione di VIS è interessante perché più che un'iniziativa sociale la interpreterei come un'iniziativa comunitaria. Quindi la prima differenza che ho visto e che ho sottolineato è la differenza tra un concetto di società e un concetto di comunità. Sono parole che ho sentito e che mi hanno incuriosito perché la società è una struttura che è una specie di costrutto senza luogo, perché potrebbe essere una società scientifica, una società di uomini, di intenti, però è legata da regole, da cooperazioni, da contratti, mentre invece la comunità è qualcosa di più spirituale, è un insieme di uomini, di individui che fanno un gruppo e che attraverso un medesimo ideale, un medesimo progetto, un medesimo fine si mettono insieme. Quindi la differenza che ho capito, spero giustamente, è che c'è una bella differenza tra case della società e case della comunità. Poi un'altra cosa ho sentito, che alcuni dicono case di comunità e case della comunità. Questo non è una differenza, questa non è una differenza piccola, perché sembra che dal punto linguistico sia la stessa cosa, non lo è, perché una casa di comunità ha un significato, la casa della comunità ha quell'accezione invece come luogo di aggregazione, come luogo dove la solidarietà si respira proprio molto. Che è un po' quello che diceva, che chiedeva Signori di cittadinanza attiva, no? Quel Ecco, tipo infatti, di struttura ma è quello lì. che dici tu rispetto proprio a VIS, per esempio, cioè quello che la popolazione come insieme di persone si attiva per trovare una soluzione a dei problemi e costruirsi intorno ad un progetto. La comunità ha un luogo, mentre la società ha un costrutto senza luogo, la comunità ha un luogo e quindi Camici e Mattoni ha un senso, perché ha un luogo ben definito dove non erogare solo un servizio, ma dove, ho sentito oggi, accogliere alcuni bisogni. Se ho ancora un minuto dico una cosa. Vai. Che tra i bisogni ovviamente c'è un bisogno di ricovero. È un'altra parola che ho sentito e che, pensandoci mentre ascoltavo, ho pensato che il Covid, più volte ripetuto, ha fatto un altro spartiacque. Secondo me ha cambiato un po' il concetto di ricovero. Nella storia, non dico che bisogna leggere Pinocchio, quando gli ospedali erano un luogo di ricovero degli sbandati e dei cronici senza speranza, ma negli anni l'ospedale è diventato un luogo dove la tecnologia, dove lo spirito anche di servizio, ma in velocità, deve dare una risposta specialistica ai bisogni delle persone. Ho sentito che i ricoveri, chiamati così, in ospedale sono sempre più brevi, perché uno entra con un problema, in teoria e poi in pratica dovrebbe essere risolto il problema e poi dovrebbe andare a casa. E il problema è sta cosa, che quando arrivo a casa non ho risolto tutto il problema. Ed ecco che a quel punto il vero ricovero, come
situazione occasionale di riparo, di protezione, di riabilitazione, diventa, come ci ha insegnato il Covid, il domicilio, per esempio. Cioè, alcune patologie, ho sentito anche l'associazione della VAPO, alcune patologie, alcune situazioni cliniche vengono affrontate a casa. Ma quando a casa non si può, per una serie di motivi che sono stati elencati con grande compiutezza, allora ci serve un posto che sia come un po' la casa, che non sia l'ospedale, dove la persona in un tempo ragionevole abbia questa occasionale protezione, abbia questa riabilitazione, abbia una risposta, per esempio, che Giuseppe l'altro giorno mi ha detto, il nostro problema è la cronicità nelle situazioni soprattutto degli anziani. Perché? Perché ecco, un ricovero in casa della comunità potrebbe essere una soluzione importante per mantenere una situazione domiciliare e per dare delle opportunità. Questo credo di aver capito. Adesso però chiedo alla dottoressa Sforzin, perché invece a me pare di aver capito che i ricoveri non sono, le degenze, insomma, ecco, non aspetta, sono... no, scusate, forse va previste. chiarito. No, il ricovero è il cambio di concetto di ricovero. Ah, ecco, il ricovero nel senso di che non presa ci in sia carico. un misunderstanding. No. Ok. Il concetto di ricovero non è quello del pernottamento, della degenza, ma è il ricovero come occasionale momento di aiuto. Proprio cambia il significato, è la declinazione che cambia della parola. Ecco, forse C'è un'altra parola allora, Marco, che aggiungiamo alla tua lista. Però alla dottoressa Sforzin volevo anche chiedere questo. A me ha colpito una cosa che ha detto la dottoressa Bonesso oggi, e che è questa: le risorse non aumenteranno, e questo non mi ha colpito, lo sappiamo da tempo. Però ha detto anche il livello di erogazione dei servizi a cui eravamo abituati forse va riconsiderato, nel senso di cosa offrire in determinati contesti. Cioè la domanda anche, la risposta dovrà cambiare e conseguentemente anche la domanda. Le chiedo, in queste case della comunità, alla fine, cosa troveremo? Le dicevo l'altro giorno quando ci siamo parlate, io ho vicino a casa, poco distante, un distretto. Andrò al distretto, andrò alla casa lì, vado a fare i prelievi, vado a fare le visite, prenoto, perché è vicino, è comodo. Dove andrò io, cittadina, a fare quello di cui ho bisogno? Cosa troverò in queste strutture? Innanzitutto apprezzo che tu abbia colto questa sfumatura della regione sul definire un po' quali dovrebbero essere i target rispetto alle prese in carico, perché il rischio di quanto stiamo sentendo, insomma, in questo periodo, e cioè di un grande accesso alle cure anche nella nostra regione, alle cure del privato, sappiamo è non il rischio, ma la certezza di una fortissima iniquità nella possibilità di curarsi. E quindi quello che noi dobbiamo fare per provare, io mi sento anche un amministratore di risorse pubbliche, a spendere bene le risorse che abbiamo, è anche fare dei tentativi e dichiararli ai cittadini, di costruirci dei target, di profilare le persone, i bisogni delle persone, perché non tutti i vostri assistiti in ambulatorio hanno gli stessi bisogni, ma a volte, anzi lo sappiamo, portare una domanda non dipende solo dall'entità del proprio bisogno, ma dipende da quanto il cittadino è capace di accedere e quindi di decodificare il suo bisogno e tradurlo in una domanda. Quindi abbiamo tantissime domande inappropriate e tantissimi bisogni non espressi che poi diventano cure perse, cure mancate, gravi conseguenze di condizioni che invece potremmo prevenire o di cui potremmo limitare i danni. Quindi questo tema, diciamo, della profilazione o comunque di andare a costruire dei modelli di presa in carico tarati sui reali bisogni di salute dei cittadini, sono un po' i modelli dei PDTA che conosciamo ormai da 30 anni, sempre
meno performanti, perché i pazienti sono sempre più complessi, non solo perché accumulano tante condizioni e ciascuna non è solo la sommatoria delle altre, ma perché è il contesto stesso che è sempre più complesso. Quindi PDTA che lavorano sempre peggio sui pazienti, perché poi insomma i fattori interferenti sono tanti. Credo che, per tornare al nostro focus, dentro le case di comunità si possano costruire modelli organizzativi in grado di applicare dei PDTA, anche senza farci tante insomma, fantasie, anche quelli facili, perché anche quelli facili non siamo tanto bravi ad applicarli. Tutti in mente abbiamo lo scompenso, no? Che è stato il primo PDTA un po' che... Però non è che siamo così bravi a catturare i pazienti con scompenso e a tenerli in carico, anche se loro non vengono da noi, a misurare quanto sono aderenti nel prendere la terapia, quanto sono capaci di monitorare i loro segni e sintomi per prevenire gli scompensi. Quindi su questo, che è facile sulla carta, non siamo così bravi. Credo che la casa di comunità possa essere un luogo dove diversi professionisti insieme, con degli obiettivi comuni, anche di basso profilo, se vogliamo essere, come dire, riduttivi, partendo da percorsi facili su cui abbiamo evidenza che interventi possono funzionare, questo può già essere un grande risultato. Questo proprio per un po' costruire un profilo di chi dovrà accedere alle case di comunità. Alla tua domanda, non so dove andrai, nel senso che può essere che tu continui ad andare allo stesso civico in cui stai andando, però noi non dobbiamo, e dico noi aziende sanitarie, non dobbiamo fare l'errore di fare solo traslochi, cioè di prendere quello che c'è, armi e bagagli, professionisti, cartelle, archivi, computer, e portarli dentro in una cosa più bella, magari ristrutturata, perché se abbiamo fatto così purtroppo abbiamo fallito, perché quando si fa trasloco, come tutti sappiamo, di casa si approfitta anche per buttar via e per cambiare anche qualcosa nei nostri modi di vivere, di abitare, quindi dovremmo fare lo stesso anche con i nostri processi di cura. Domanda secca, 2 secondi, ma che tempi ci saranno reali secondo lei perché tutto allora, diventi dobbiamo chiudere funzionale? entro giugno 2026, devono essere tutte inaugurate, certificate, mandato via il piano di, diciamo, agibilità e di collaudo, quindi oltre là non si deve andare ed è tardissimo. Sì, perché se prima diceva che i modelli organizzativi non ci sono, se tanto mi dà tanto. Abbiamo tante idee, credo, poi lascerò parlare Giuseppe, perché alcune forse le abbiamo anche cominciate a condividere Meno con la male. medicina generale, che è il grande poi interlocutore ancora un po' da mettere a fuoco. Dobbiamo muoverci con tutti gli strumenti possibili. Perfetto. Giuseppe, dottor Palmisano, oltre al fatto che dottor Pezzullo prima, il presidente delle Psychology, ha definito inquietante e un po' preoccupante la mattinata, io invece so che tu la vedi un po' come bicchiere mezzo pieno, ce ne siamo un po' detti, però ti lancio anche un'altra cosa. Qualche giorno fa il ministro Schillaci in Commissione Sanità al Senato ha ribadito che i medici di medicina generale, leggo, a prescindere dalle regole di ingaggio, dovranno dare il loro contributo effettivo orario nell'ambito del sistema sanitario nazionale, e cioè all'interno delle strutture. Traduco, dovete venire a lavorare nelle case della comunità. Ecco, se però, come abbiamo sentito stamattina, il medico lavora da solo, quando va nella casa della comunità, il suo ambulatorio, arrivederci. Abbandona. E no, siamo convinti, ripeto, che sia per noi un'opportunità. In tutti questi discorsi condivido appieno. Marco ha lanciato il sasso anzi sul discorso del ricovero, mi piace quest'idea, e anche di Simona. Ci siamo avvicinati al tema. Le case della comunità avranno lo scopo, desideriamo che sia questo, ma non perché lo desideriamo noi, perché c'è scritto, che siano dedicate soprattutto alle persone più fragili. E su questo ci si sta veramente scornando, stiamo molto lavorando, perché, come si diceva, lo sforzo grande è individuare
le persone giuste, ovvero le persone comorbide, polipatologiche, con tanti farmaci, quelle che sono difficili talvolta da gestire a domicilio, e in gergo gli acuzie dei cronici, cioè soprattutto perciò le persone con tante patologie che si scompensano e sono quelle che potrebbero beneficiare di accessi in casa della comunità, perciò e che sono quelle più bisognose di attenzioni e di cure. Sul resto ne stiamo discutendo. E per quanto riguarda la nostra presenza di medicina generale, ripeto quello che dicevamo prima, e grazie anche tra l'altro al confronto che abbiamo attualmente a livello aziendale, con la Regione ci stiamo preparando alla seconda tornata di incontri per affrontare i dettagli della questione, perché come potete immaginare è ancora tutto sul tavolo e da discutere. Tornando al Ministro, motivati sì, però con i dettagli della questione. In questo momento ricordiamo che penso il 99% dei colleghi di medicina generale sia sopra-massimale. Cosa significa? Se fino a qualche anno fa era accettabile o era definito per un medico di medicina generale avere il massimo 1500 pazienti, si viaggia intorno a 1700, 1800, 1900, 2000 assistiti. Potete immaginare come sia possibile in questo momento che un medico lasci appunto l'ambulatorio o trovi delle ore in surplus in più da dedicare alla casa della comunità. Questo non vuol dire che mai sarà, ma ovviamente se non si trova una soluzione ad alleggerire questo carico, e su questo ci si sta, come dire, anche ragionando molto, ad esempio nel sfoltire il carico burocratico, perché tantissimo lavoro, oltre legato al numero spropositato di assistiti, è molto legato anche a pratiche amministrative, non solo il cosiddetto back office che porta via il restante metà della giornata. Pertanto il ragionamento che si fa è che, ed è già stato definito nell'accordo collettivo nazionale, è che dal prossimo anno, dal 2025, chi avrà tra i colleghi che inizierà la convenzione, aprirà l'ambulatorio di medicina generale, dovrà dedicare un tot di ore, si dice in quota oraria, da dedicare, però, sottolineo, non solo all'interno della casa e comunità, anche all'interno di questa entità di cui vi parlavo prima, che si chiama aggregazione funzionale, ovvero territorio, perché non c'è solo la casa comunità, c'è anche l'ospedale di comunità, di cui sarebbe bello parlare, ma avremo altre occasioni. Prossimo bis. E tante altre realtà che ci sono sul territorio. Colgo l'occasione, tra l'altro, mi è piaciuta molto la relazione della dottoressa Bullo per quanto riguarda il nucleo palliativa. È previsto, è una cosa nuova per la medicina generale, comunque avere la possibilità per i medici di partecipare, ovviamente questo nel tempo, stiamo ragionando negli anni, non domani visto il carico, di partecipare a equip multidisciplinari, sia di cure palliative ma anche di altre attività che si possono svolgere specifiche di determinate patologie, perché ripeto, il nostro focus principale non è dimenticarci dei giovani, degli accessi quotidiani di chi sta male dell'acuzia, ma soprattutto dell'aumento notevole di persone, definiamo anziane, ma soprattutto non possiamo neanche dire più sopra i 65, direi sopra i 75, sopra gli 80, sono quelli che, è stato dimostrato prima, necessitano di tanti farmaci, tante medicine e tante cure, insomma. Marco, ti lascio la parola per chiudere. Ti avrei voluto chiedere, sempre in termini di parole, ospedale territorio, paziente esigente, medico di domani, però non c'è tempo perché sono tutti stanchi. Però una tua riflessione finale, sì, grazie. Sì, credo che la questione sia importante perché qua ovviamente si sono parlati di rischi, di opportunità, ho sentito tante volte questo tema dell'organizzazione che è una situazione in divenire, che non sia un rischio di mini ospedalizzare il paziente, quindi
a separarlo dalla sua individualità, dalla sua famiglia, dal suo territorio, focalizzandosi solo sulla sua patologia, perché diventerebbe qualcosa di già visto. La questione è che, da quello che ho capito, la casa della comunità deve essere quel supporto a tenerlo insieme nel suo territorio. E il medico privilegiato in questo, nella sua definizione proprio professionale, è il medico di famiglia, è il medico del territorio. Perché non ho capito chi dovrebbe governarla la casa della comunità, perché se fosse una persona slegata e scollegata dal territorio, come dire, andrebbe leggermente in contraddizione con proprio lo spirito invece dell'unità. Per cui ben vengano situazioni di detenzione dell'ospedale, perché numeri importanti di accessi non necessari e urgenti ingolfano e limitano l'erogazione di una salute efficace per tutti, e questo il Covid ce l'ha insegnato, ma che si facciano dei modelli un po' alternativi, più vicini proprio alla vita delle persone. In questo, devo dire la verità, forse per pregressa formazione professionale, trovo che la medicina generale, come veniva in accezione detta medicina di famiglia, debba essere coinvolta proprio culturalmente. Ora, ovviamente io parlo in termini di significato.